Fa troppo male se ci arrivi troppo vicino, fa troppo male. Dai amici bellini, formazione, tutte cose molto interessanti che avevamo già studiato ieri, l'altro ieri, non lo so, il tempo è relativo, male, calma, è una giornata importante, io sono abbastanza rilassato perché quello che viene è un di più veramente oggi, però se ci riesce bene è molto interessante avere una soluzione nuova da spendere. Maglia nera non portava benissimo, Scrivetemi nei commenti perché non mi ricordo grandi cose. Cioè mi ricordo una cosa, però l'altra non mi ricordo. Bravo Juan Jesus, guardate com'è marca alto. Una barriera molto sottile, molto... Vabbè, non tira in porta, credo, Tavares. Loca! Vabbè, l'ha voluta guardare, Meret. Signori, non c'è Tavares troppo spazio, anche se sta sempre in ritardo. E là deve essere di Lorenzo, devo capire bene. Rovella Lobotka. Raccomando, ce l'hai dato proprio a Isaac. Se andiamo, c'hai tutto il tempo. Oh, loca! Va bene, andiamocene, dai, andiamocene pro. Ma Isaac se non segna nemmeno se... con noi diventa Modric. Raccomando, ce l'hai dato, vai tu. Poi devi fare un Eurogol. Lo fai, contro di noi lo fa. Però quando poi noi diciamo che i tiri da lontano ci provano contro di noi, perché onestamente questo è abbastanza centrale, forte, fortissimo, però si può anche parare questo qua, Niente. Vabbè. Poi nel giorno in cui Caprile mantiene il clean sheet pure con l'Atalanta, ma sono proprio delle coincidenze perfette. Dai, è lunga, dai! Dai Mazzocchi, sveglia! Di Lorenzo si pensava che c'era Politano là. McTominay che indusì. Vai raspa, sì! Vai raspa, sì! Sì! Come nella simulazione, sappiamo già tutto. Provedel, un disgrazia male Meret qua. Miez e Kosh. Ma ce l'ha regalata lui. Dai, niente, non è successo niente. Raspadori, ma che significa proprio così? Gliela da... Signori, concentrati, dai. Bravo Juan Jesus. Concentrati. Dai Raspa, non ti fa anticipare, maronna mia. Vedi come tirano da fuori. Mazzocchi! Come se... Capite perché è tutto di guadagnato tutto quello che succede oggi? Dai. Massa, non cominciamo a fare i fenomeni, Già feci un titolo, una massa di incompetenze, una massa di errori, una cosa del genere. Quindi... Gioca a pallone, Pedro, dai! Anche so, che cos'è questo Aiutatemi. Non sviluppiamo bene la manovra, C'è un po' di imbarazzo con Lobotka che va vicino a Buongiorno. Ma è normale, Cioè, quanto tempo hai per studiare un nuovo sistema? È difficile. Bravo, Buongiorno. Aspetta, che inciampiamo su questi palloni? Dai! Sento degli ululati interessanti nello stadio. È una delle tifoserie più apolitiche d'Italia quando tocca il pallone a chissà. Bravissimi! Che schifo. 4 stupidi che si moltiplicano ogni anno, diventano sempre di più e rappresentano. Di Lorenzo lo vedo un po' frastornato nel nuovo ruolo. Per ora. Noslin. Mi fa più paura Castiglianos, Noslin. Bravo anche sa. Dai. Bravo, Buongiorno. Lukaku. Raspa, dai. Anche sa, ti sei scordato il pallone. No, è giallo, ma giusto. Bene che hai fatto il fallo, è giusto il giallo. Pallone là, yeah. Lanciala, Meret, quando non sei sicuro lanciala. Va bene. Chissà perché si deve ostinare a far quei giri enormi attorno non so, hai ragione. Per togliersi davanti cazzo. Hai ragione. Per poi dopo ritrovarsi che perda la palla e si vegli pure. È un imbecille. Sei o non sei un imbecille? Sì, sono un imbecille. Perché mamma mia, tu tira da... Uscita, era uscita. Dai. Pasquale, vieni qua. Signori, Conte lo conosce a memoria il 3-5-2, i ragazzi no.
Rachmani, un'altra volta. Rachmani Zaccagni non è una contrapposizione corretta. Mi dispiace. Anghissa, bravo. Primo tempo complicato. Molti errori. Questa è la partita che vinci se fai chi fa meno errori la vince. Oppure quelli che ricevono più like. Se voi avete messo più like dopo, noi già ne abbiamo parlato ieri live. Davamo anche lui. Ah? Davamo anche lui. No, per sapere, perché poi alla fine tu il campionato devi finire. Cioè, se volevamo dare pure rassicurazioni, ragazzi. Però dico, va bene tutto, però. No, è la conferma di un segnale di stima nei confronti di tutto, ecco, di numero. Dai. Perché mi sono reso conto che teneva la maglia proprio la Lazio in gol. Ma voi avete visto il guardalinee che non chiama la palla fuori e ha aspettato l'arbitro? Cioè, se non lo vede là il guardalinee, ma che... Vai Paco, l'hai fatto. Oh vabbè, anche Di Lorenzo, ma mettetevi d'accordo. Che cos'è la pubblicità mentre sto guardando la partita? Mamma mia, mi avete fatto perdere Paramount Plus. Qualcuno ha tirato, devo capire. Lukaku col destro. Che già so poco le azioni, poi mi lieve pure. Di Lorenzo, qua tu puoi urlare quanto vuoi tu, che ti sei fatto male, il fallo è tuo e dovevi essere anche ammonito, non scherziamo. Ad avoto l'ha fatto Juan Jesus con Meret, mamma mia. Che sai, personato pollo. Se l'ha magnata in God. Signor Massa, guarda Romagnoli come si squaglia, proprio niente. Dai, ne abbiamo parlato per tutta la settimana, l'Atalanta che si lamenta perché il braccino non è mai fallo. Bravo Lukaku. No. Non ci siamo. Bravo Lukaku, bravo Raspa. Vai Di Lorenzo. Accelerato un gol. Bravo, buongiorno. Ha dato il fallo al contrario. Bravo Juan Jesus. Allora devo capire se siamo rimasti 3-5-2 con Lorenzo dietro. Di Lorenzo dietro. Bravo Politano. Vai Anghissà. Ti prego. Vai Politano col destro. Bravo. Mamma mia. Raspadori Steve segna. Ed è gol. Chi ha segnato? Signori, chi ha segnato? Fatemi capire. Autogol, qualcosa, perché la palombella... un grande Marusic. E gol di Mazzocchi. Non mi interessa. Uzime torna tra noi. Perché è suo, perché se lo marcava lui e per anticipare a lui. E gol di Mazzocchi. Se Mazzocchi non stava là, Marusic non avrebbe mai dai. Sul culo di Gila. Perché serve un po' di mazzo? Ve l'ho detto o no? Checking cosa? Checking che cosa? Bravo Politano. Signori, Isaksen e la Mal. No, vabbè, a rovesciata me ne vado, dai. Fuori gioco, non me ne vado. Leva la musica, spegni. Ma fanno morire i giocatori che fanno... No, non era fuori gioco. Come se tu avessi la visuale, no? Dici, no, non ti preoccupare, non era fuori. Bravi di prima, bravi. Bravi, la sponda, vai, Raspador. Pigliate sto cazzo l'ancora, dai! Rachmani si è squagliato, aiuto. Bravo Juan. Bravo Mazzocchi, dai. Aiuto, ma è fuori il pallone, completamente fuori. Aiuto, non è normale il pallone fuori dal calcio d'angolo. Che stiamo facendo? Giallo giusto per Juan Jesus. Dai, Anghissà però. Maronna mia, che paura. Dai. Bravo Lobo! La palla volante, dai. Guarda, Anghissà che non interviene. Aiutatemi! No. Bravo Juan Jesus. Dai, Lukaku è stanco. Dai, Simeone, dai. Stanchissimo. Rafa Marin. Che metti Di Lorenzo, sì, che sta succedendo? Metti Juan Jesus Ester, che sta succedendo? Di Lorenzo più avanti e Politano di là. Mamma Rocar. Bravo Lobotka. Tira forte. Occhio, no, ma... Madonna mia. Fa troppo male se ci arrivi troppo vicino, fa troppo male. Ma è normale. Nel gol sono successe un po' di cose. Prima si squaglia Juan Jesus, poi dopo c'è Politano là che non ci mette una gamba. McTominay. Bravo Politano, vai Anghissà. No. Bravo Rasp.
Rovella somigliatario fo. Ecco a chi somiglia, è uguale. Maron. Politano! Meret! Signori, vi ripeto, la delusione c'è perché c'eravamo arrivati vicino, ma questo è un punto d'oro, viste le condizioni. Andiamo avanti, a New York Valerio Fluido è tutto, 1500 like ci vogliono.